La quarta corsa del programma bolognese vede in pista i gentleman Miglio, categoria G, ritirati Troy Holtz, non partente da Archangel Fee, sono in 8 dietro l'autostart, 1 Briseide SL, 2 Dinamica Wise, 3 Velez Daghi, 4 Cesare dei Veltri, seconda linea 7 Ulisse 3B, 8 Castiglione, 9 Borea Gall, 10 Bimbo di Mille. I favori per Cesare dei Veltri, numero 4 Matteo Zaccherini in sediolo. Macchina che accelera, partiti in questo momento e subito in lotta Briseide, Velez Daghi e Cesare dei Veltri. Cesare dei Veltri sopravanza Velez Daghi e cerca di farlo anche con Briseide, che però rientra al suo interno e Cesare è costretto a prendere in mano, e così in vantaggio è Briseide SL, mentre in seconda posizione c'è Velez Daghi che precede Cesare dei Veltri rimasto all'esterno. A questo punto si accoda terzo, precedendo Ulisse 3B. 15 per i primi 200 e quarto iniziale in 34 con Briseide SL che conduce. Seconda posizione per Velez Daghi, in terza Cesare dei Veltri, poi Ulisse 3B, via via tutti gli altri capeggiati da Borea Gall. In fine indiana tutti i concorrenti, se ne vanno i primi 600 completati in 47, abbondante. Vediamo ora il passaggio davanti alle tribune, nessuno esce all'esterno, lo fa ora Castiglione dalle posizioni di retroguardia, 1 e 2 praticamente il passaggio agli 800. E si affronta la penultima piegata nelle identiche posizioni con leader Briseide SL, seconda posizione per Velez Daghi, poi Cesare dei Veltri, arriva il chilometro completato nell'ordine dell'1:17,3. Cerca di spostare ora Cesare dei Veltri a 500 dall'arrivo, ma l'andatura è sollecita a questo punto, ha allungato decisamente Briseide SL a 400 dalla conclusione. Velez Daghi cerca di filare Briseide, mentre all'esterno Cesare dei Veltri che per il momento non guadagna terreno. Ultima curva con Briseide SL in fuga, Velez Daghi in scia, Cesare dei Veltri all'esterno, ancora Castiglione. Completamento della piegata e retta d'arrivo, il parziale in 14,8, Briseide in vantaggio, Velez Daghi prova il suo interno, più indietro Cesare e Castiglione, finale con Briseide SL che si salva da Velez Daghi all'interno, mentre al terzo finisce Castiglione, 2-2-4-1, 16-2 con 33 a chiudere dopo un 32 di penultimo quarto. E la vittoria quindi per Briseide SL, Alessandro Castigliano Catalano, scusate, in sediolo, che vince in percorso di testa. Andiamo a rivedere le battute finali con Briseide che si difende da Velez Daghi che ci prova in open stretch, ma Briseide ben sostenuta da Catalano viene a concludere ancora bene sullo stesso Velez Daghi che corre in sicuro progresso, mentre al terzo posto finisce Castiglione. Successo di Briseide per conto di Salvatore Carro e del signor Alessandro Catalano.